Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. San Vito Lo Capo, armati di pistole, spacciandosi per poliziotti, avevano bloccato un uomo in auto simulando un controllo, in 4 agli arresti domiciliari. Il femminicidio di Sara a Messina, il coltello trovato dagli investigatori non è quello del delitto illegale dell'assassino reo confesso, chiederà la perizia psichiatrica. Caccia ai fantini e alle scuderie coinvolte nel catanese nella corsa clandestina di cavalli, documentata da un video con un uomo in moto che, arma in mano, spara in aria per incitare i cavalli. Il vento soffierà ancora, almeno fino a domani, nell'alternarsi di temporali e schiarite, poi fino a Pasqua tempo in miglioramento. Anche a beneficio dei turisti in arrivo, riaperto dopo 3 anni lo svincolo di Enna della A19, inaugurato pure nel Nisseno, un viadotto atteso da tempo sulla statale 640, ma sulla Messina-Catania è sempre caos. Cresce il numero di voli che faranno base a Trapani, Ryanair promette nuove tratte per la prossima stagione. Palermo alle prese con la sostituzione dell'amministratore delegato dell'aeroporto. Sit-in dei sindacati davanti all'azienda sanitaria di Trapani per chiedere un sistema sanitario efficiente dopo lo scandalo dei referti istologici. Calcio, spettatore interessato, il Catania, in attesa dei risultati di sabato, prepara l'ultima di campionato. L'obiettivo resta il 5° posto. Intanto Toscano lavora su diverse ipotesi tattiche in chiave play-off. Bentrovati, si erano spacciati per agenti di polizia e avevano rapinato un uomo a San Vito Lo Capo. Dopo quasi un anno di indagini, 4 giovani, tutti di Trapani, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza. Sono ai domiciliari. Laura Spanò. Hanno prima pedinato la vittima, poi lo hanno sottoposto a controllo fingendosi agenti di polizia. 4 giovani trapanesi sono finiti ai domiciliari accusati di rapina pluriaggravata in concorso, usurpazione di funzione pubblica e detenzione di armamento militare. L'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani è stata eseguita dai finanzieri del comando provinciale su richiesta della Procura. Le indagini hanno preso il via da una vicenda di droga. In questo ambito era emerso che un uomo di San Vito Lo Capo la notte del 13 agosto 2024 era stato vittima di rapina. 4 giovani armati di pistola si erano presentati quali appartenenti alle forze dell'ordine ed avevano inscenato un vero e proprio controllo fingendosi poliziotti e mostrando 3 pistole prive di tappo rosso. Quando la vittima si è accorta che i finti agenti le avevano portato via una somma di denaro dal portafoglio, ha ingaggiato una colluttazione con gli aggressori che sono passati alle minacce con le armi fino a esplodere un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. L'esame delle video di distrazione e delle immagini rinvenute sui profili social degli indagati ha consentito ai finanzieri di identificare i 4 giovani. Le perquisizioni hanno consentito invece di sottoporre a sequestro 2 pistole prive di tappo rosso e un caricatore per pistola a salve e diverse cartucce sempre a salve. Messina, il legale di Stefano Argentino chiederà la perizia psichiatrica per il giovane che ha ucciso Sara Campanella. Intanto resta il giallo dell'arma dopo gli esami dei carabinieri sul coltello trovato vicino al luogo del femminicidio. Francesco Triolo. Le tracce di sangue sul coltello non sono compatibili con la vittima. Sono queste le prime risultanze delle analisi di laboratorio eseguite dal reparto del RIS di Messina sul coltellino svizzero trovato a 150 metri dal luogo dell'omicidio di Sara Campanella. Si cerca quindi ancora l'arma che ha utilizzato Stefano Argentino per uccidere la studentessa di Miss Mary la sera del 31 marzo. Su questo punto il ragazzo non ha risposto durante gli interrogatori con i magistrati che seguono le indagini, un aspetto che lascia aperti alcuni quesiti: dove e quando lo ha preso e dove e come se ne è liberato, che complicità ha avuto, che fine ha fatto quell'arma. Stefano se ne è liberato da solo, lo ha nascosto o qualcuno l'ha fatto per lui? Ancora al vaglio del RIS invece alcuni vestiti sequestrati allo stesso Stefano Argentino che presentano tracce di sangue, ma le analisi ancora non sono definitive. Intanto nel carcere di Gazzi il giovane ha incontrato il suo avvocato Giuseppe Cultrera, che
che ha anticipato la richiesta di una perizia psichiatrica su Argentino, una mossa che non ha sorpreso l'avvocata Cettina Latorre che tutela la famiglia di Sara. È una mossa che ci aspettavamo, una strategia difensiva tipica nei casi di femminicidio, quella a cui ricorrono tutti gli assassini, soprattutto quando hanno confessato nel tentativo di ottenere uno sconto di pena. Ha detto: le perizie psichiatriche in questi casi sembra costituiscano la panacea di tutti i mali, ha commentato la legale che assiste i familiari di Sara Campanella. Catania, un 14enne ha richiamato l'attenzione degli agenti di polizia appena visto passare una volante che in realtà stava raggiungendo proprio la sua abitazione dopo che la sorella aveva già chiamato il 112 per un'aggressione in corso. Fermata la pattuglia, il ragazzino ha raccontato in lacrime che il padre stava picchiando la madre. Entrati in casa, gli agenti hanno sorpreso un uomo che strattonava, la moglie davanti alla figlia più grande che tra le urla lo supplicava di fermarsi. L'uomo è finito in manette. E un altro arresto per violenze a una donna a Campofranco. Mentre controllavano i documenti di un automobilista di 52 anni fermato per un controllo, i carabinieri hanno notato che nella vettura c'era una donna con diverse ecchimosi al volto. La donna ha raccontato ai militari di subire da tempo le aggressioni del compagno, nei cui confronti ora il GIP di Caltanissetta ha disposto la custodia in carcere. Catania, un video virale mostra l'ennesima corsa ai clandestini di cavalli sulle strade etnee, in sottofondo anche colpi di pistola. Luca Ciliberti. Scene da Far West. Cavalli lanciati al galoppo in strada, colpi di pistola e uno stuolo di motorini che urlano per incitare i fantini protagonisti della folle corsa clandestina. Tutto immortalato dai cellulari con un video che è diventato virale in pochissime ore, postato sul social preferito da criminali e malviventi. Il filmato è adesso al vaglio degli investigatori che attraverso i dettagli cercano di risalire ai protagonisti. La strada teatro dell'evento sembra essere la provinciale 69 che da Passo Martino conduce a Lentini. Si vede anche qualche targa e qualche volto scoperto che certamente sarà utile all'indagine. Ovviamente dietro ogni corsa clandestina c'è un giro di scommesse. Le forze dell'ordine provano con tutti i mezzi a contrastare questi fenomeni criminali. Durante i controlli nel territorio trovano spesso stalle abusive, farmaci dopanti e animali maltrattati. L'ultima operazione dell'escursione condotta dai carabinieri di Randazzo è riuscita a interrompere lo svolgimento di una corsa sulla provinciale per Castiglione di Sicilia. Sul posto 2 calessi trainati da cavalli che percorrevano la strada ad altissima velocità, ciascuno con a bordo un fantino e accompagnati da auto e motocicli per scorta e supporto. 3 persone alla fine sono state denunciate. Alunno di Acicatena ingerisce polverina trovata nella sorpresa dell'uovo di Pasqua e si sente male. L'appello di una rappresentante d'istituto: fate attenzione ai bambini. L'ospedale di Acireale avvia la segnalazione all'azienda sanitaria di Catania. Tonino De Mana. È fuori pericolo, ha solo la trachea infiammata per essere entrato in contatto con materiale tossico. Protagonista un bambino di 6 anni di Acicatena, iscritto alla scuola primaria Guglielmino presso Madre Teresa di Calcutta di via Majorana, trasportato d'urgenza all'ospedale di Acireale. Secondo il racconto dei genitori, il piccolo avrebbe ingerito una polverina bianca contenuta all'interno di un uovo di Pasqua regalato dalle insegnanti. A raccontare la storia è Valentina Mangiafico, rappresentante dell'istituto scolastico Scandura. All'interno di queste uova c'era una sorpresa un po' subdola, perché si trattava di una polverina, tra l'altro l'involucro a tema natalizio, quindi da qui abbiamo dedotto che probabilmente non si trattava di una caramella granulosa così come il bambino ha erroneamente pensato che fosse, ma probabilmente della neve istantanea oppure una polverina magari per fare dello slime. Quindi il bambino effettivamente ha ingerito una sostanza chimica. È partito tutto dal voler divulgare questa notizia, in quanto io presidente del consiglio di istituto, per attenzionare soprattutto i bimbi più piccoli che, come il bimbo in questione, avrebbero potuto, fraintendere la sorpresa ed ingerirla. Dall'ospedale di Acireale avvertono che sono in corso indagini con la segnalazione al SIAN dell'ASP di Catania per stabilire cosa abbia provocato esattamente la reazione al piccolo. Meteo di Pasqua. Secondo le previsioni degli esperti, già da domani è previsto un miglioramento per la giornata di domenica. Il clima sarà mite e le temperature in salita. Intanto il vento soffia ancora. Desiree Ferlito. La
primavera in Sicilia quest'anno sembra essere caratterizzata da instabilità, sole, caldo, nuvole, acquazzoni e vento e poi di nuovo sole e poi di nuovo pioggia. Particolarmente intenso negli ultimi giorni a causa di un vortice ciclonico sul Mediterraneo e il vento, che fastidioso come non mai ha caratterizzato le nostre giornate e dato fastidio agli amanti del capello perfetto. Ma la domanda è una, se lo chiede soprattutto chi ha programmato una gita fuori porta nel lungo ponte pasquale. Come sarà il meteo? Gli esperti dicono ancora altalenante, ma la perturbazione nordafricana che ha portato temporali negli scorsi giorni tenderà ad allontanarsi e a partire da domani fino al giorno di Pasqua il tempo migliorerà. Seppur con qualche nuvola il clima sarà certamente più mite, con temperature che raggiungeranno i 20-21 gradi un po' su tutta l'isola. Il termometro scenderà però nelle ore serali, con un'ampia escursione termica tipica della primavera. Per poi peggiorare, come ogni meteo che si rispetti, nel giorno di Pasquetta, nella parte settentrionale dell'isola, dove dalle ultime proiezioni dei meteorologi una perturbazione atlantica si avvicinerà con possibili piogge e acquazzoni. Il consiglio è di dotarsi, oltre a tutto il necessario per una bella grigliata, di un ombrello, quantomeno per sicurezza. Viabilità e strade. Questa mattina ha inaugurato il nuovo viadotto Salso lungo la SS 640 Caltanissetta-Agrigento e riaperte le rampe dello svincolo di Enna sulla A19, ma sulla Messina-Catania è il solito caos. Rita Cinardi. Aperto questa mattina al traffico il nuovo viadotto Salso lungo la stradale Caltanissetta-Agrigento in direzione dell'autostrada A19, un'opera che, come affermato dall'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, renderà percorribile un ulteriore tratto di 2 km lungo l'itinerario Caltanissetta-Agrigento che con i suoi 72 km complessivi rappresenta una dorsale strategica della viabilità regionale. Ad oggi a Caltanissetta manca soltanto il completamento del viadotto Arenella previsto entro maggio e del viadotto San Giuliano previsto entro fine giugno. Ultimati questi lavori, l'intero itinerario dall'innesto con l'autostrada 19 fino ad Agrigento sarà tutto fruibile a 4 corsie di marcia. Con l'apertura del viadotto Salso, che ha una lunghezza di 1255 metri, sarà nuovamente accessibile la rampa dello svincolo autostradale Caltanissetta in direzione Catania, che era stata chiusa da alcune settimane proprio per l'esecuzione dei lavori. Sempre questa mattina sono state aperte le rampe dello svincolo di Enna sull'autostrada A19, chiuso ormai da mesi, mentre nel pomeriggio ANAS riaprirà al traffico il ponte Fiume di Nisi in provincia di Messina, che consentirà il collegamento tra Ali Terme e Nizza di Sicilia. Intanto sulla A18, che collega Messina a Catania, è il caos perenne tra cantieri e incidenti continui. Quasi ogni mattina code lunghissime in direzione Cireale e dopo mezz'ora di fila gli automobilisti sono costretti a incolonnarsi su una strada ad una sola corsia che costringe a procedere a passo d'uomo. La situazione peggiora drammaticamente se si verificano incidenti come il tamponamento a catena che mercoledì mattina ha paralizzato il traffico all'altezza di Mister Bianco. Intanto cresce il numero di voli che faranno base a Trapani. Ryanair promette nuove tratte per la prossima stagione. Palermo però è alle prese con la sostituzione dell'amministratore delegato dell'aeroporto Vito Riggio, servizio di Maglio Viola. Nuove tratte in arrivo per l'aeroporto di Trapani Birgi. L'incremento dei voli diventerà realtà con la prossima stagione. Ancora niente di ufficiale, ma dopo l'avvio della procedura per il taglio delle tasse di imbarco comunali negli aeroporti minori, Airgest, società che gestisce l'aeroporto di Trapani Birgi, ha avviato interlocuzioni con Ryanair, che ha confermato l'intenzione di portare nella prossima stagione almeno un aeromobile a distanza a Trapani e avviare nuovi collegamenti. L'aumento delle tratte però verrà confermato soltanto dopo che la norma proposta diventerà legge. Da valutare gli eventuali effetti anche su Comiso, mentre su Lampedusa e Pantelleria l'aumento dei voli è quello tradizionale del periodo che prelude all'estate. Intanto a Palermo il CDA di GESAP prende atto formalmente delle dimissioni dell'amministratore delegato Vito Riggio e procederà con un voto in meno verso l'approvazione del bilancio 2024, che resta il migliore di sempre per introiti e numero di voli passeggeri serviti nello scalo palermitano. Il Consiglio di amministrazione sarà convocato poi a maggio con all'ordine del giorno la sostituzione dell'amministratore. I soci avranno almeno 2 settimane di tempo per indicare il nome del nuovo componente del CDA e dare indicazioni anche per la scelta dell'amministratore delegato. Fra i nomi che si fanno c'è anche quello di un grande ritorno, l'ex direttore generale dell'aeroporto Carmelo Scelta, che però potrebbe entrare nel CDA ma non andare subito a ricoprire un ruolo di vertice. Ma di nomi se ne fanno anche altri, la decisione non è stata ancora presa e viste le pressioni non sarà né veloce né semplice, potrebbe slittare anche a dopo giugno.
A Catania il tour del lavoro e dei diritti promosso dalla CGIL Sicilia fa tappa nella zona industriale della città. Fra i componenti del sindacato il segretario della CGIL regionale Mannino. Si sono schierati, come vedete, in particolare davanti alla ST Microelectronics. Vogliamo sottolineare, ha detto il segretario della CGIL di Catania De Caudo, la fase critica che vive l'industria siciliana. Catania purtroppo non fa eccezione. Nei prossimi giorni il tour della CGIL passerà anche da Siracusa e Milazzo. La provincia di Trapani merita un sistema sanitario più efficiente. A chiederlo CGIL e CISL e UIL, che stamane si sono ritrovati davanti all'azienda sanitaria per un sit-in. Il dirigente Palazzolo ha deciso di varare un tavolo permanente proprio con i sindacati. Laura Spanò. Una sanità che garantisca pari diritti a tutti, è questo il senso del sit-in voluto stamane da CGIL e CISL e UIL a Trapani. Nel 2021 si è costituito insieme a CGIL, CISL e UIL e l'ASP di Trapani un tavolo per la salute. Abbiamo più volte richiesto la convocazione di questo tavolo e l'abbiamo fatto anche ultimamente alla luce dei fatti a tutti noti. Non abbiamo avuto risposta e abbiamo deciso di fare questo sit-in per far sedere a quel tavolo le persone. Noi siamo per tutelare le persone, quelle che ogni giorno ci vengono a trovare. La salute è un diritto fondamentale che deve essere preservato e che deve essere garantito a tutti, perché nessuno deve scegliere se nutrirsi o curarsi. Il sit-in arriva all'indomani della presa di posizione del dirigente ASP Danilo Palazzolo, al quale è stato affidato in via provvisoria il governo dell'azienda di Trapani dopo che la regione ha sospeso per 2 mesi il direttore generale Ferdinando Croce. A Palazzolo, che stamane ha incontrato i 3 segretari delle confederazioni sindacali, sono state evidenziate in un documento programmatico una serie di criticità sanitarie e sociosanitarie, dalle liste d'attesa alla mancanza di personale medico alle difficoltà di interlocuzione dei soggetti anziani e fragili. Poi la delegazione si è recata in prefettura. Palazzolo ieri aveva definito in una nota assedio la moltitudine di domande sullo stato della sanità trapanese, ritenendo ancora una volta la sanità pubblica un feudo da occupare. Da Sciacca ad Agrigento in auto, 3 ore per 180 km tra andata e ritorno per recuperare i farmaci salvavita, perché l'ospedale dove dirige il reparto di oncologia ne è sprovvisto e ci sono pazienti che attendono per le cure. Protagonista il primario Domenico Sant'Angelo. A riferire l'episodio di generosità e di grande professionalità il capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana, Pace. Sfide su sfide, agonismo, gol, emozioni. Starete pensando a una partita di calcio, visto che in Sicilia si sta giocando anche il torneo delle regioni. Invece no. Con Marco Gullà visitiamo un mondo parallelo a quello calcistico. Maglie ufficiali, adrenalina pre-match, gol, ammoniti, tiri in porta ed emozioni continue. Se non fosse che il capitano di ogni squadra abbia il joystick in mano, potremmo serenamente pensare che si tratta di calcio reale. Invece è calcio digitale, videogiochi. Nella suggestiva cornice del Cinema Paradiso di Catania è andato in scena il torneo delle regioni e-sport, ovvero di FIFA 2025. Si trova il pallone nei piedi e il Trapin vincente porta in vantaggio la Toscana. 16 regioni a sfidarsi con 11 giocatori per squadra collegati da tutta Italia. Uno sport tutto nuovo che mira all'inclusione e non conosce ostacoli. È un'emozione unica, poi rappresentare la propria regione in casa, diciamo, ha un sapore diverso. Ora stiamo facendo un buon percorso, speriamo di andare avanti e di non prenderci una delusione, ma di arrivare alla gloria. E voi vi starete chiedendo cosa ha fatto allora la Sicilia? Purtroppo non ha vinto, ma è arrivata terza. Un gioco di squadra autentico, dove ogni giocatore ricopre un ruolo preciso, collaborando in tempo reale con i propri compagni, anche a distanza. Buona Ange, buona Ange, buona! A vincere il torneo l'Abruzzo, festa grande e appuntamento alla prossima partita.
L'Abruzzo alza la coppa, noi facciamo una pausa e tra poco ci sarà il calcio giocato con il Catania che domenica riposa, ma sarà osservatore interessato dei risultati delle concorrenti. State con noi. Calcio, Catania in attesa delle partite di sabato pomeriggio per capire quale sarà la sua classifica a 90 minuti dalla fine della stagione regolare. Intanto Toscano lavora su diverse ipotesi tattiche in chiave playoff. Francesco Triolo. Un occhio alle partite di Potenza e Benevento, un altro già rivolto verso i play-off. Il Catania confida anche nell'aiuto esterno di Latina e Trapani per giocarsi le possibilità di mantenere il quinto posto in classifica e sa che comunque, a prescindere dai risultati di sabato, sarà importante anche l'ultima sfida in casa proprio del Potenza. Dall'altro lato, Mimmo Toscano, sfruttando magari anche il turno di sosta forzato, sta lavorando già per la post-season, soprattutto per recuperare tutti gli elementi in piena forma e velocizzare gioco e ritmi della sua squadra. Un ruolo strategico in questo senso ce l'ha il centrocampo rosso-azzurro, dove ormai c'è piena abbondanza e possibilità di scelta. Così il tecnico ha anche la chance di cambiare in corsa modulo e uomini. Guglielmotti e Ramo da un lato, Lunetta e Anastasio dall'altro rappresentano il naturale turnover senza perdere di qualità. Poi Lunetta ha dimostrato anche di essere adattabile altrove, le 6 reti messe a segno sono un ulteriore plus, quindi crescono le possibilità di intercambiabilità. Soluzioni che potrebbero indurre Toscano anche a cambiare modulo, a passare dalla difesa a 3 a quella a 4, potenziando le fasce e dando maggiore spinta, così che magari possa agevolarsene anche il reparto offensivo. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per la prossima edizione alle 20, buon pomeriggio.